Importante che questo incontro si sia fatto alla presenza dei parlamentari, alla presenza della Regione e della sottosegretaria Savino, si è fatto, e dei sindacati. Si è fatto ulteriormente il punto. Diciamo, la sintesi è che è fondamentale l'accordo quadro di programma, per cui bisogna insistere affinché si faccia l'accordo quadro di programma. A quel tavolo deve essere seduta assolutamente anche Varsila e devono essere seduti i soggetti che finora sono stati portati a quel tavolo, a partire da Ansaldo Energia, che deve presentare un piano industriale, e soltanto in quel modo possiamo sperare di riuscire a reindustrializzare l'area. Nell'accordo quadro di programma ovviamente l'impegno che si dovrà prendere Varsila deve riguardare anche ciò che resta di Varsila qui, e quindi mi riferisco in particolare al service, e ovviamente nell'accordo quadro di programma non possiamo non parlare anche dell'indotto. Quindi insomma non è semplice, ci sono però già tre date fissate per questi incontri. Io mi auguro e spero che a quegli incontri sia presente con tutta la sua autorevolezza il Ministero nella persona del Ministro, e credo che sarà importante che tutti noi si facciano la nostra parte. Ho lanciato un'idea, l'idea è quella, non è solo provocatoria, di incidere sulla legge sulle delocalizzazioni, quella che fu cambiata già da Giorgetti e Orlando nella scorsa legislatura, allungarne i tempi. Proveremo a farlo laddove sarà possibile, ovviamente con una firma lunga, perché mi pare di aver raccolto l'opinione positiva di tutti, già nel mille proroghe che è in discussione alla Camera. Ovviamente non sarà semplice, ma credo che un segnale anche a Varsila debba essere dato.